caro carburante spinge molti friulani non solo a fare il pieno in Slovenia, c'è chi ne approfitta per comprare carne. Stamattina anche un'ora e mezza di coda per raggiungere il distributore, sembra di tornare agli anni 90. Dopo gli aumenti del prezzo, il gasolio comincia a scarseggiare, le compagnie petrolifere tagliano le forniture, autotrasporto verso il blocco, ma le ripercussioni a catena interessano tutti gli utenti finali. 8 regioni in zona bianca, tra queste anche il Friuli Venezia Giulia, i ricoveri calano, 160 le ospedalizzazioni, 5 decessi, ancora oltre 17.000 le persone in isolamento. 2 uomini fingono un'unione civile per ottenere il permesso di soggiorno, è successo a Udine, a scoprire il singolare stratagemma la questura, uno dei protagonisti della vicenda ha patteggiato 6 mesi di reclusione. La FIGC apre al tesseramento dei giovani ucraini in fuga dalla guerra. I minori potranno essere tesserati senza oneri tra i dilettanti o nei settori giovanili. La decisione è da una richiesta del presidente regionale Canciani. Buonasera e bentornati con l'informazione di Telefriuli. Il notiziario serale di oggi si apre con il caro benzina. Sono sempre più numerosi i cittadini che decidono di recarsi in Slovenia per fare il pieno di carburante. La differenza di prezzo rispetto all'Italia ha toccato i 60 centesimi al litro. E al confine di Mernico, dove si sono spinte le nostre telecamere, in molti hanno approfittato per risparmiare anche sulla carne. Sentiamo le interviste. Siamo sul confine tra Italia e Slovenia, a circa 400 metri dal distributore di benzina di Mernico Kolobrida. Qui le persone sono in coda anche per un'ora e mezza per fare il pieno di carburante. Qui in Slovenia si risparmia in questi giorni circa 60 centesimi al litro sia sulla benzina che sul diesel e in molti casi si approfitta anche per comprare la carne come negli anni 90. Lei da dove viene? Da Udine, San Gottardo. Da San Gottardo fino a Mernico per fare benzina perché conviene. Conviene, sì, sono 50 centesimi di differenza, abbiamo visto. Quanto tempo sei in fila? Da quasi circa un'ora, 45 minuti, quasi un'ora. Lei legge addirittura un libro per ingannare l'attesa. Esatto, visto che ci vorrà un'ora più o meno per arrivare al distributore. Direi qui almeno per una mezz'oretta credo ancora. In attesa di far benzina mi sono portata da studiare per non perdere troppo tempo. Lei ha la tessera sconto regionale, ma non basta. Certo, ce l'ho, 21 centesimi, ma non serve a niente. Benzina e abbiamo speso 55,91, fatto pieno, chiaro in riserva nera, quindi buono. Approfittiamo di prendere anche la carne, le patate e quello che c'è di buono qua. Sulle sigarette risparmierai quei 10, 12, 13 euro a stecca e sulla carne risparmierai sempre quei 10 euro al chilo. Avete tanta gente che si ferma qui a comprare la carne poco in là del confine? Sì, tanta, sempre di più. Sono cresciuti i prezzi anche qui, ma resta comunque conveniente rispetto all'Italia. Quello sicuramente. Che cosa comprano in particolare i vostri clienti? Ciba, roast beef, filetto, pollo, questo va di più. Si ricorda anche dei tempi fino agli anni 90 in cui queste code chilometriche erano all'ordine del giorno? Gli anni 90, gli anni 89, 88, quando era tornato a aumentare la benzina, qui era a metà. Anche prima venivo con la 500, io che non teneva niente il serbatoio, però si veniva perché già si risparmiava. E si riempiva il bagagliaio di carne. Carne, burro, sì, quelle cose lì, sì. Sono tempi che stanno tornando. Purtroppo sì, purtroppo sì. In Italia c'è un altro problema, comincia a scarseggiare anche il gasolio. Un problema in più per gli autotrasportatori, i friulani già alle prese con il caro carburanti. Il settore rischia il blocco, soprattutto quello dedicato ai tragitti medio-lunghi. Sentiamo Massimo Masotti. Si rischia il blocco perché il prezzo del carburante è impazzito e quindi le merci potrebbero fermarsi per eccesso di costo di trasporto.
Diciamo che i trasportatori non possono continuare a viaggiare a tariffe vecchie, tant'è che tutti quanti stanno procedendo ad aumenti legati al costo del carburante. È chiaro che le merci povere, quelle meno ricche, quelle che hanno distanze più lunghe, potrebbero non viaggiare più o non essere più conveniente importare merci da paesi lontani, perché l'incidenza del costo trasporto diventa veramente importante e rendere non più conveniente una tratta molto lunga. Questo sta già accadendo e di questo ne siamo preoccupati. Lei che come azienda ha un osservatorio molto più vicino, cosa sta succedendo nel mercato degli idrocarburi? Beh, questo è un mercato altamente sotto tensione, c'è carenza di prodotto, purtroppo le consegne vengono fatte in maniera razionata e questo è un altro dei problemi che si somma al discorso del costo carburante che nell'ultima settimana è cresciuto in maniera impossibile. Quanto è aumentato? Diciamo che dall'inizio dell'anno è aumentato del 60%, nell'ultima settimana è aumentato del 30% in pochissimi giorni, quindi sono numeri impressionanti e impossibili da sostenere. E la crisi energetica rischia di portare al tracollo le imprese artigiane. L'allarme arriva da Graziano Tirate, presidente di Confartigianato Udine, che chiede di ampliare la realizzazione di impianti per energie green, anche se dice siamo 30 anni in ritardo. Sentiamolo. Lei l'ha definita nelle ultime ore una tempesta perfetta. Che cosa si fa riferimento? Torna la domanda a chi giova questa bolla speculativa, perché alla fine rischia di portare dei maggiori vantaggi per alcuni, ma di impoverire il resto del paese e il resto dell'Europa. E quindi il nostro è un appello al governo e all'Europa perché prenda in mano questi temi che sono l'energia, le materie prime e anche il problema sociale che da questa bolla inflativa può derivare. Tirati, quanti rischiano di chiudere? Beh, il rischio è grande perché le piccole imprese oggi, per effetto dei costi dei materiali, in particolare quelli che lavorano nella subfornitura, per effetto dei costi delle materie prime e del costo energetico, non sono più competitivi e devono comunque onorare delle commesse che avevano preso non tanto tempo fa. Quindi a questo punto credo che queste aziende, esaurite i loro impegni, non ne prenderanno altri e quindi perlomeno sospenderanno l'attività. C'è stato e c'è l'appello alle energie rinnovabili. Tutto bello, tutto fantastico, ma di fatto non ci sono i materiali. Oggi siamo in carenza di materiali perché abbiamo fatto un errore sotto il profilo della filosofia dell'impresa, perché piuttosto che produrre era meglio comprare dove costava di meno. Dagli artigiani al settore agroalimentare, che perché anche qui ci potrebbero essere problemi a breve a causa del caro energia. Non è ancora scattata la corsa all'accaparramento, ma qualche supermercato ha già contingentato alcuni alimenti. Siamo andati a vedere la situazione al gruppo De Spar. In questo momento diciamo che è tutto abbastanza tranquillo, noi non abbiamo nessun tipo di problema per approvvigionamento di prodotto, abbiamo qualche consumo in più su alcune merceologie, ma sono consumi fisiologici che potrebbero anche essere figli di un'offerta speciale piuttosto che altro. Stiamo tenendo monitorato il mercato, di certo ci sono aumenti di listino che ci stanno chiedendo i fornitori, aumenti di listino che arriveranno energetici piuttosto che materie prime che arrivano dall'Ucraina, però ad oggi noi stiamo cercando di ammortizzare tutto questo in modo tale da non pesare più di quello che sarà necessario verso i consumatori. Quindi tutto sommato oggi potrei dire che da noi non è cambiato assolutamente niente, però stiamo monitorando, siamo in contatto costantemente con i nostri fornitori e speriamo che la situazione si risolva il più presto possibile. Lei ha detto che non c'è accaparramento in questo momento, ma magari c'è qualche articolo per cui invitate la gente a non prendere più dosi del possibile? Sì, lo abbiamo fatto solo per l'olio di semi, ma solo perché vogliamo garantire alle famiglie la giusta quantità. Non vogliamo che ci siano degli acquisti speculativi fatti da chi non lo utilizza per le famiglie, solo per questo. Quindi per fare in modo che ogni famiglia possa trovare quello che serve abbiamo preso questa decisione. La transizione energetica è necessaria per salvare non più solo il pianeta, ma la nostra economia, lo afferma Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine, che indica precise azioni da compiere. Sentiamo.
Non c'è tempo da perdere, è urgente attuare il PNRR, mettendo però al primo posto il piano energetico, tema fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale. È quanto sostiene Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine, convinta che la transizione energetica sia ormai necessaria non più solo per salvare il pianeta, ma anche l'economia e che tutti debbano dare il proprio contributo. Mareschi Danieli indica una serie di decisioni da prendere, abitudini da cambiare e strategie da strutturare nel brevissimo termine. Le imprese, afferma, dovrebbero essere spinte a produrre energia rinnovabile con incentivi adeguati. La Regione potrebbe ad esempio concedere finanziamenti a fondo perduto per il 20% degli investimenti per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Sempre alla Regione, Mareschi Danieli chiede di riprendere in mano, in maniera fattiva e concludente, le questioni rigassificatori e teleriscaldamento. Dovrebbero essere tolti tutti i vincoli non strettamente necessari, aggiunge, per l'implementazione di impianti di energia rinnovabile. Quanto alle famiglie, per la vicepresidente di Confindustria Udine, dovrebbero ricominciare ad educare i bambini alla cultura del risparmio energetico e contemporaneamente fare uno sforzo per ridurre i consumi. Altro punto è la rivisitazione del piano di illuminazione pubblica, eliminando tutto ciò che non è necessario ai fini della sicurezza. La vicepresidente di Confindustria punta poi a far partire una filiera della produzione di tecnologia solare, fotovoltaica e di accumuli elettrochimici nella nostra regione o comunque in Italia, per non essere dipendenti dalla Russia o dalla Cina. Vanno infine rifondate, per Mareschi Danieli, le regole del mercato energetico elettrico italiano ed europeo, passando da una visione a giorno ad una a decade per supportare correttamente gli importanti investimenti richiesti. Nel frattempo, sul fronte politico, Patto per l'Autonomia sollecita la Regione a dotarsi di un piano energetico e a prevedere sostegno alle aziende che intendono installare il fotovoltaico sui tetti dei propri stabilimenti. Vediamo. Aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio regionale con l'aiuto di incentivi. È quanto si prefigge il gruppo consigliare regionale Patto per l'Autonomia, che in Sala Pasolini a Udine ha organizzato un incontro dal tema AAA, Politica Energetica Regionale, cercasi. Dopo un'analisi delle proposte avanzate dal gruppo che non hanno mai avuto un seguito, il consigliere regionale Morettuzzo ha sollecitato la Regione a individuare strumenti economico-finanziari, in particolare per sostenere le imprese che installano impianti fotovoltaici. Crediamo non sia più rinviabile un piano energetico regionale veramente innovativo che vada in questa direzione e che metta le risorse dove servono. Noi diciamo: mettiamo delle risorse, mettiamo dei fondi di rotazione energetici, dei contributi in conto capitale che siano in grado anche di mobilitare gli investimenti delle aziende, perché i nostri capannoni e i nostri luoghi industriali abbiano delle produzioni di energie rinnovabili. È una cosa che si può fare da domani mattina. La nostra specialità, il nostro statuto di autonomia serve per fare meglio e prima degli altri le cose. Se dobbiamo andare a rimorchio dello Stato, allora tanto vale rinunciare alla specialità. Apriamo ora la pagina dedicata al conflitto in Ucraina. È partito questa mattina dalla sede della Protezione Civile di Palmanova il secondo carico di farmaci destinato ai feriti e ai profughi provenienti proprio dall'Ucraina. Dopo il primo convoglio partito l'8 marzo, il nuovo carico di dispositivi medici giungerà sempre ai confini tra la Romania e l'Ucraina, come richiesto dal Dipartimento Nazionale. Il materiale sanitario servirà a dare sostegno e conforto a chi sta scappando dalle città sotto assedio. Proseguono inoltre i lavori per portare in Slovacchia il centro di smistamento. E a Premariacco sono arrivate ieri sera, ospitate da parenti, 2 ragazze scappate dai bombardamenti di Kharkiv. Il paese si è organizzato per far partire domani un furgone d'aiuti all'Ucraina. Partirà domani con la Protezione Civile l'ultimo furgone di aiuti per l'Ucraina raccolti dal comune di Premariacco. Un grazie particolare va alle associazioni che stanno curando tutto quello che è la logistica, un grazie particolare va anche alle aziende che in un momento di crisi hanno partecipato in maniera molto generosa a questa raccolta. Ieri sera, mentre stavamo smistando gli ultimi pacchi, ci hanno fatto visita 2 ragazze che sono arrivate da pochi giorni nel nostro comune dall'Ucraina, si sono ricongiunte con una sorella, sono rimaste 7 giorni sotto i bombardamenti, sono rimaste per 7 giorni chiuse in cantina, finalmente sono riuscite a scappare e sono arrivate a Premariacco.
E ora vi raccontiamo la storia di Christian Di Bernardo, che è riuscito a ricongiungersi con la sua compagna in fuga dai bombardamenti di Kharkiv. Un abbraccio sotto la neve dopo un lungo viaggio in treno al buio fino al confine con la Romania. Sentiamo. I primi giorni il mio terrore, perché ho dormito una settimana, non sapevo cosa fare, le linee erano un po' così, andavano e venivano, poi si è stabilizzata la cosa. Però ti sentivi anche un po' in colpa? Assolutamente sì, perché dovevo prevederlo, non potevo, cioè, sono stato stupido a metterla esposta a un rischio così, lei la bambina, quando sapevamo che il rischio c'era, come torno a dire, nessuno pensava, però io come suo compagno, anche per il rispetto della bambina, dovevo dire no, stai qua. Ho preso questo treno che è arrivato fino a Cernischi, è partita a vetri oscurati, senza luce, perché ovviamente se avessero acceso le luci probabilmente sarebbe stato un bersaglio, adesso, ovviamente hanno evitato ogni rischio. Tutte le finestre chiuse, una sedia ogni 2 persone, perché probabilmente era stipato di questa povera gente che cercava di scappare. Io poi l'ho raggiunta dopo un incubo in strada, soprattutto quelle romene. Sono arrivato fino a questo confine che era Siret, 4 ore sotto la neve, l'ho aspettata finché è riuscita, grazie ai volontari, con un furgone l'ha portata dal confine fino al checkpoint e lì l'ho caricata e siamo ripartiti. Secondo me la Russia, a meno che non usi queste armi aeree che proprio radia al suolo l'intera nazione, avrà sempre problemi con gli ucraini, anche se un domani la finirà. Perché questi qua non mollano, sono armati, sono addestrati. Secondo me Putin rischia di impantanarsi pesantemente, a meno che proprio non demolisca, non cominci a usare armi pesanti e lì, vabbè, lì non c'è storia. La storia integrale verrà trasmessa alla conclusione del nostro telenotiziario 19:45 nel corso della trasmissione Screenshot. Adesso andiamo a San Daniele, dove lo scrittorio friuliense avvia corsi di italiano di base per permettere ai rifugiati ucraini di ambientarsi. L'iniziativa, organizzata con l'aiuto del comune di San Daniele e dell'Isis Manzini, potrà consentire l'insegnamento già da martedì. Insegnare rudimenti di base dell'italiano per permettere ai rifugiati in arrivo dall'Ucraina di integrarsi il più velocemente possibile è l'idea sviluppata dallo Scriptorium friuliense di San Daniele del Friuli. Abbiamo trovato manforte con l'Istituto Manzini, ho parlato con la preside, che addirittura ha trovato già 2 allievi di seconda generazione di origine ucraina che si rendono disponibili ad insegnare. Chiedo ad altri volontari o a coloro che volessero collaborare in questo progetto di farsi avanti, di contattarci, perché noi di fatto inizieremo già martedì. Questa è un'aula, ne stiamo allestendo un'altra, questa ha 20 posti, ne stiamo allestendo un'altra da 20 posti, nuova, sempre con la LIM, tutto ciò che serve, e vorremmo arrivare, il progetto è arrivare a fine anno a poter fare con delle persone ovviamente che hanno il patentino per poter essere interpreti, arrivare ad integrare queste persone, soprattutto i più giovani, casomai per poter frequentare le nostre scuole. 6 ragazzi che dovrebbero arrivare, noi abbiamo già 2 ragazzi che si sono resi disponibili. Potremmo usare la lingua come inglese, come venga veicolare, per poter dare a loro quel minimo di tranquillità o di serenità che in questo momento ovviamente gli verrà a mancare. Nell'ambito del Festival Dedica a Pordenone è intervenuto il docente di geopolitica della Sorbona Manlio Graziano, ha tratteggiato i possibili scenari internazionali della guerra in Ucraina, compreso un crollo della Russia e di Putin. Sentiamolo. Non è mancato un focus sullo scenario geopolitico internazionale, vista l'attuale guerra nella serata dedicata al Mediterraneo, nell'ambito del Festival Dedica, incentrato sullo scrittore Mattia Senard. A partecipare all'ex convento di San Francesco a Pordenone è stato Manlio Graziano, uno dei maggiori esperti europei di geopolitica, saggista, docente alla Sorbona di Parigi. Nell'occasione ha tratteggiato i possibili scenari del conflitto ucraino. Una ipotesi potrebbe essere che per esempio Putin non ce la faccia, perché è evidente, almeno per me è ultra evidente, che questa partita è stata sovragiocata, nel senso che la Russia non ha i mezzi per mantenere una politica di questo genere. Poi ovviamente ci sono le soluzioni diplomatiche. Questa guerra è totalmente incomprensibile, perché quello che sta chiedendo, che potrebbe ottenere sul piano della trattativa a questo stadio Putin, è meno di quello che aveva già ottenuto prima di scatenare l'offensiva. Secondo Graziano non è escluso un futuro ridimensionamento della Russia. È un'ipotesi tra le tante, non so se più o meno remota,
che questo regime di Putin finisca, ma anche che la Russia possa crollare, perché non dimentichiamo che la Russia nel XX secolo è crollata 2 volte proprio perché si era sovraesposta militarmente. Quindi non è escluso che una scomparsa della Russia in questo scenario non possa essere addirittura un'accelerazione degli scontri. E appena una grande potenza si ritira, ce ne sono altre che cercano di colmare i vuoti senza avere la possibilità di dominare, perché non sono grandi potenze e quindi non fanno altro che aumentare il caos. E ora voltiamo pagina, lo potete vedere dal titolo. C'è una buona notizia per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, perché il Friuli Venezia Giulia, insieme a Emilia Romagna, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta, passa in zona bianca. A comunicarlo oggi il Ministero della Salute, alla luce dei dati della cabina di regia. Il cambio di colori scatterà dal lunedì 14 marzo. La scorsa settimana erano passate in area bianca Abruzzo, Piemonte, provincia autonoma di Trento. E per quanto riguarda oggi il bollettino sanitario, in Friuli Venezia Giulia sono emersi complessivamente 649 contagi, 234 casi sono stati rilevati attraverso quasi 5.000 tamponi molecolari, 406 tramite 5.780 test antigenici. 5 le persone in regione decedute con Covid nelle ultime 24 ore, tra queste anche una cinquantenne di Pordenone morta in casa, un 62enne di Cordenons sfilato in ospedale. Calano così a 10 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive regionali, 150 le ospedalizzazioni. Negli altri reparti Covid in isolamento risultano ancora 17.322 corregionali. E ora la cronaca giudiziaria, un singolare caso, quello che ora vi raccontiamo, trattato oggi dal GUP del Tribunale di Udine, riguarda le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Sentiamo di che cosa si tratta. Quante volte è successo che 2 persone, una italiana e l'altra straniera, abbiano contratto un matrimonio solo per consentire a uno dei due di avere il permesso di soggiorno in Italia? Questa è la storia assolutamente singolare dello stesso stratagemma applicato alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Proprio per questo, un uomo di 50 anni, residente nel capoluogo friulano, ha patteggiato 6 mesi di reclusione, pena sospesa, davanti al GUP del Tribunale di Udine, Maria Rosa Persico. L'altro protagonista della vicenda, un cittadino albanese di 57 anni, è stato invece rinviato a giudizio. Stando le accuse, per le quali l'italiano ha reso ampia confessione, nell'agosto del 2019 i due hanno indotto l'ufficiale di stato civile del comune di Udine a redigere una falsa richiesta di costituzione di unione civile e quindi a effettuare una falsa registrazione. Pochi giorni dopo, lo straniero ha chiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari. Che si trattasse di un'unione civile di convenienza è stato scoperto grazie alle indagini della squadra mobile della questura di Udine. La lettura della procura, spiega il difensore dello straniero, l'avvocato Francesco Dall'Asta, è moraleggiante. Il falso non sussiste perché la norma non prevede che ci debba essere un sentimento per contrarre l'unione, così come accade per il matrimonio. Diversamente, conclude il legale, si dovrebbe procedere penalmente per tutti i matrimoni di convenienza. È stato proprio il fisco a mettere nei guai un consulente tributario. Il professionista è stato condannato per una maxi evasione. Sentiamolo. Una maxi evasione da 2 milioni di euro in 2 anni. Per questo un consulente fiscale e tributario della Bassa Friulana di 57 anni è stato condannato dal giudice Nicolò Giannesini del Tribunale di Udine a 2 anni e 2 mesi di reclusione. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di non aver dichiarato nel 2013, relativamente all'anno 2012, 1.319.000 euro per un mancato versamento di 641.000 euro di IRPEF e 335.000 euro di IVA. L'anno successivo il professionista non avrebbe dichiarato 1.415.000 euro, omettendo di versare al fisco 794.000 euro relativamente all'IRPEF e 304.000 euro di IVA. Nel complesso i mancati versamenti ammontano appunto a oltre 2 milioni di euro. E oggi si è aperto l'anno giudiziario della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia. Nel 2021 il settore più problematico è stato quello sanitario. Un ritorno nelle casse pubbliche di quasi 4 milioni di euro. A tanto ammontano nel 2021 i recuperi delle pubbliche amministrazioni grazie all'attività della Procura della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia. Il dato è stato reso noto dal procuratore regionale Tiziana Spedicato nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. A fare la parte del leone è il settore sanitario, per il quale sono stati emessi 5 atti di citazione per danni indiretti per 1,5 milioni di euro. Si tratta di cattive pratiche
famiglie, tra le quali c'è anche il caso di Emanuela Petrillo, l'assistente sanitaria che ha omesso di vaccinare i bambini, condannata a risarcire la sanità friulana per 550.000 euro. In 2 casi l'amministrazione sanitaria era stata costretta a versare oltre 900.000 euro alle famiglie di 2 persone decedute. Infine, un medico di Trieste è stato condannato per aver prescritto illecitamente ossicodone, un oppiaceo, a tossicodipendenti. Lo scorso anno le istruttorie sono state 1907, le nuove denunce 1014. I giudizi di responsabilità conclusi con una pronuncia sono stati 23, 15 di condanna e 6 di estinzione in seguito al versamento del dovuto con il rito abbreviato. Alberto Monticco è stato confermato segretario generale della CISL Friuli Venezia Giulia all'unanimità del 13° congresso regionale conclusosi oggi dopo 3 giorni di lavori. Con lui in segreteria entrano ancora Luciano Bordin, Cristiano Pizzo, Renato Della Ricca e Claudia Sacilotto. Ci aspettano 4 anni intensi e molto impegnativi, ha detto Monticco, dopo la gestione della pandemia che non si è ancora conclusa. Oggi guardiamo con estrema preoccupazione anche la crisi energetica che sta compromettendo la produzione e lo stesso funzionamento delle nostre aziende, ma dobbiamo trovare strumenti, ha concluso, per blindare l'occupazione e anche per sostenere le famiglie. E ora andiamo a Udine, dove è stata ripristinata l'insegna commemorativa di Norma Cossetto. 2 giorni fa era stato divelto il palo portato lontano dalla rotonda dove era stato installato. Secondo il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, il gesto ha una matrice politica marcata. Sentiamo. Il palo commemorativo intitolato a Norma Cossetto, divelto e fatto sparire, è stato rinvenuto in via Attimis a qualche centinaio di metri dalla sua sede e nuovamente piantato a terra dagli operai comunali. Per evitare nuovi spiacevoli atti vandalici è stata aggiunta una piccola colata di cemento. Secondo il sindaco di Udine Pietro Fontanini, il gesto dell'altra notte ha una matrice politica marcata. È una cosa molto grave e noi siamo rimasti veramente colpiti da questo ulteriore atto di vandalismo. Speriamo che sia l'ultima volta che qualcuno si accanisse. Noi in ogni caso prenderemo dei provvedimenti, quest'area sarà sorvegliata e quindi speriamo di identificare chi magari vorrà tornare a provocare una cosa del genere. Un paio di anni fa erano successe vicende analoghe al parco Martiri delle Foibe. È evidente che si tratti di persone che vogliono negare una vicenda storica che ha riguardato anche le nostre terre ed questo ovviamente rende il tutto ancora più grave. Sindaco e assessore valuteranno come disporre l'area di un sistema di videosorveglianza. Marco Mengoni ritorna ai concerti dal vivo a partire dal Friuli Venezia Giulia. È stata infatti annunciata oggi la data 0 del nuovo tour Marco negli stadi. Il cantautore si esibirà dal vivo con un concerto speciale in assoluta anteprima il 14 giugno a Villa Manina Codroipo, organizzato da Live Nation Italia, FVG Music Live e Vigna PR in collaborazione con Airpac FVG e Promo Turismo FVG. L'impegno, la costanza e la sana competizione, la capacità di rialzarsi dopo ogni sconfitta rendono lo sport metafora di vita e Paraswimming World Series di questi valori ne è alfiere. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica, intervenuto questo pomeriggio alle premiazioni della tappa italiana delle Paraswimming World Series nel Bell'Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro, dove la competizione ha preso il via ufficialmente per concludersi domenica 13 marzo. Federica ha quindi premiato gli atleti sul podio, con lui il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Roberto Valori, il sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto, il presidente del comitato organizzatore Daniele Zotti. La tappa delle Paraswimming World Series vede iscritti circa 400 atleti provenienti da 38 nazioni, assenti forzate l'Ucraina, che ha annunciato a presenziare, Russia e Bielorussia, fermate dagli organizzatori in conformità alle indicazioni del Comitato Paralimpico Internazionale. E la FIGC apre al tesseramento dei giovani ucraini in fuga dalla guerra. I minori potranno essere tesserati senza oneri tra i dilettanti e nei settori giovanili. La decisione nata da una richiesta del presidente regionale Canciani. Di questo e altro parleremo nel corso del nostro notiziario sportivo a seguire. E invece da oggi c'è la grande novità che Telefriuli
è nell'era della nuova TV digitale e saremo come sempre nelle vostre case, al vostro fianco, sul tasto numero 11 del vostro telecomando, la nuova TV più ricca, più bella, con tecnologia all'avanguardia. Per continuare a vederci non dovete fare altro che risintonizzare i vostri televisori se sono di nuova generazione. Se dopo la risintonizzazione non ci vedete, il vostro televisore potrebbe aver bisogno di un altro decoder o la vostra antenna potrebbe essere nella condizione di essere nuovamente riorientata. In quest'ultimo caso sarà necessario l'intervento di un antennista. In ogni caso noi saremo sempre al vostro fianco, sul tasto 11 del telecomando per chi riuscirà a vederci fin da subito, oppure al numero, lo vedete in sovraimpressione, 0432 57 35 39 per aiutarvi a rimanere in nostra compagnia. Lo ripeto, 0432 57 35 39. Lasciate il vostro recapito. Noi vi richiameremo per aiutarvi. E per il notiziario di oggi è tutto. Vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata.